Buonasera, benvenuti al telegiornale sportivo dei mantovani. Apriamo con il calcio. Il Mantova ha vinto, i biancorossi hanno battuto il Feralpi Salò con una rete nella ripresa di Zanetti. Vediamo. Il Mantova è una squadra che piace, vedere il corteo degli ultras a fine partita al fianco delle tribune per inneggiare i ragazzi di Ivan Juric non si era mai visto. Tutto merito dei biancorossi che hanno conquistato l'intera posta in palio contro un Feralpi Salò ostico, non bello da vedere, che alla fine ha ceduto ai colpi del Mantova. Un risultato preziosissimo per una squadra che vuole continuare a correre forte, di un gioco bello e di alcuni giocatori in stato di grazia. Siniscalchi e Caridi sono stati come sempre eccellenti, uniti ai bei match sia di Raggio Garibaldi sia di Palo. Un Mantova che ha avuto pazienza e che ha colpito al momento giusto. La cronaca: al Martelli ci sono oltre 2000 persone. Il Mantova si schiera col suo consueto 3-4-3 con Raggio Garibaldi titolare al posto di Sant'Antonio squalificato. Nel primo tempo sono i biancorossi a fare gioco senza però pungere. Le azioni più importanti sono di Said al 12° su punizione e dal 24°, compreso un colpo di testa al 39° di Siniscalchi fuori di poco. Il Feralpi è pericoloso solo al 22° con un'azione in profondità. La ripresa è più arrembante con Zanetti pericoloso in apertura dopo uno splendido assist di Caridi che sarà poi pericoloso al 15°. Si arriva al 17° quando è Zanetti a mettere in porta nell'angolo destro. La reazione dei bresciani è tutta in un tiro di Gulin respinto da Festa, ma con i virgiliani ancora vicini al gol con Leonarduzzi vicino ad una clamorosa autorete. Negli altri match della giornata l'Albino Leffe ha pareggiato sul campo del Suttirone nell'anticipo di ieri sera e nel pomeriggio il Pavia ha chiuso 1-1 contro la Torres. Negli altri incontri in programma oggi sono Renate Novara e Pro Patria Bassano.